Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Continuiamo il nostro viaggio tra le DOP e le IGP del Veneto e oggi parleremo della Casatella Trevigiana DOP e lo faremo in compagnia del presidente Lorenzo Bruniera, presidente del Consorzio di Tutela. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi oggi. Buongiorno a tutti voi. Senta Presidente, proprio in questi giorni avete festeggiato i 13 anni di DOP, quindi i 13 anni che l'Unione Europea ha riconosciuto la denominazione di origine protetta alla Casatella Trevigiana. Un bel traguardo, mi pare. Sì, un bel traguardo, siamo orgogliosi di avere nella provincia di Treviso questo prodotto, questo meraviglioso prodotto, un prodotto fresco, ci è voluti anche diversi anni per poter avere questa denominazione, sono passati ormai circa 23 anni da quando abbiamo iniziato l'iter, la soddisfazione è tanta, la festa l'abbiamo fatta in provincia di Treviso dove che la Casatella Trevigiana si chiama proprio è DOP perché è trevigiana. Bene, senta Presidente, prima di continuare la nostra chiacchierata, ci vediamo come sempre una scheda tecnica che inquadra il prodotto, la Casatella Trevigiana DOP. La Casatella Trevigiana deriva il suo nome da un'umile origine casalinga. In passato era infatti ottenuta nelle cucine di casa, dove le massaie lavoravano il poco latte disponibile per preparare un buon formaggio fresco. Veniva prodotta soprattutto d'inverno, quando il latte risultava migliore e più ricco di grasso. A partire dal XVII secolo si hanno le prime testimonianze scritte che comprovano l'esistenza della casatella, chiamata anche formagea, per la forma particolare dovuta allo stampo cilindrico, utilizzato nell'entroterra della Repubblica Serenissima per separare la cagliata dal siero. Il latte con cui oggi si produce la Casatella Trevigiana DOP proviene esclusivamente dalle stalle presenti nella provincia di Treviso. Il latte, dopo la pastorizzazione, viene fatto coagulare mediante l'aggiunta di caglio bovino liquido o in polvere, in un processo che si protrae per un tempo compreso tra 15 e 40 minuti. Seguono una prima rottura della cagliata, una fase di riposo di 45-55 minuti ed una seconda rottura uniforme e completa, in modo da ottenere granuli della grandezza di una noce. Successivamente si procede ad una lenta agitazione della massa, che viene estratta e posta in stampi cilindrici. Con tempi variabili da 40 a 120 minuti, in base alla dimensione delle forme, viene effettuata la salatura in salamoia o a secco. Essendo un formaggio fresco, il periodo di maturazione è di soli 4-8 giorni e avviene in stampi all'interno di celle a 2-8 gradi di temperatura. Bene, rientriamo in studio, siamo in collegamento con il presidente del Consorzio Tutela della Casatella Trevigiana DOP, Lorenzo Bruniera. Presidente, perché e cosa ha di diverso rispetto alle altre casatelle, la Casatella Trevigiana DOP? È un disciplinare e nel momento in cui si crea un disciplinare uno deve stare a quelle regole, perché altrimenti no, uno può chiamarsi Strachino, lo fa come vuole, e uno può chiamarla Casatella, la fa come vuole, invece qui non è così. C'è un disciplinare e bisogna seguire quel disciplinare in maniera molto rigida, altrimenti le partite di Casatella vengono buttate via perché non corrispondono a questo. La Casatella Trevigiana DOP ha i grassi, le proteine, la forma fatta in quella maniera, mentre gli altri possono fare una forma come vogliono. Noi per disciplinare la forma deve essere rotonda, se non è rotonda non è una Casatella Trevigiana DOP e la garanzia del produttore che il latte è solamente italiano, viene dalla nostra provincia, i fieni vengono dalla nostra provincia, i trasformatori sono della nostra provincia. Sostanzialmente è la provincia di Treviso che si fregia di questo nome. Bene, quindi DOP, denominazione di origine protetta, è il prodotto proprio di un territorio, che è il territorio della provincia di Treviso. Per questo traguardo è importante l'impegno in tutti questi anni di Aprolav. Mi conferma, vero? Sì, se non fosse stato Aprolav, la nostra associazione dei produttori non avremmo arrivati a questo. Ci hanno creduto 23-25 anni fa da Bruno Bernardi ad altri che erano nella sua squadra e hanno portato avanti, no, in quel momento un sogno, ma un sogno che è diventato realtà
13 anni fa, ci hanno dato questa denominazione e l'abbiamo portata avanti con orgoglio. È un piccolissimo consorzio, perché è un piccolo consorzio, però un prodotto freschissimo come questo, con un disciplinare, con una garanzia e una freschezza che ha questo prodotto, è un orgoglio di noi trevigiani e un orgoglio di tutta Treviso, no, per questo prodotto. Sì, 11 caseifici, quindi vuol dire veramente una bella squadra. Sì, siamo 11 caseifici, no, all'interno della DOP che producono questo prodotto. E poi il bello è che c'è anche una gara, chiamiamola così, no, una competizione di farlo sempre meglio. E naturalmente la casatella trevigiana è fatta di latte, caglio e sale, perché non ci sono altri ingredienti. La forma, l'ho detto che è rotonda, però il metodo di lavorazione, la capacità dei casari di migliorare sempre questo prodotto sta diventando un'eccellenza proprio per questa competizione amichevole, una competizione amichevole, no, tra questi caseifici, e questo è un orgoglio della casatella trevigiana. 650.000 forme di casatella prodotte nel 2020, anche questo mi sembra un importante traguardo. È un importante traguardo, ma è importante perché 650.000 persone hanno allungato la mano per prendere la casatella trevigiana e noi stiamo puntando il 1.000.000 di forme per il 2021. Senta, come mercato di sbocco, so che è ottimo il rapporto con la GDO, la grande distribuzione organizzata, ma il mercato della casatella qual è? Sì, diciamo che il mercato della casatella sono gli spacci e naturalmente che sono nel nostro territorio, ma sicuramente la GDO, in quanto è il veicolo migliore per il consumatore per prendersi una casatella da 250 a 3,50 o libero consumo, che è quello dei 2 kg, e su questo il consumatore ha a disposizione una vasta scelta di prodotto. Sì, Presidente, poi abbiamo concluso. L'ultima domanda. Sta avendo sempre più successo il binomio casatella-pizza. Cosa mi può dire di questo? Che in qualsiasi modo si voglia adoperare la casatella, da mantecare un risotto alla pizza, è un qualcosa di meraviglioso, su un crostino con un po' di olio di oliva. È un prodotto che dà soddisfazione come antipasto. Nella pizza è una freschezza, è qualcosa di fresco e di sublime. La casatella trevigiana, l'invito che faccio è mangiare in qualsiasi modo si voglia mangiarla, no? È un qualcosa di fresco e di meraviglioso. Bene, allora ci ha un po' stuzzicato anche l'appetito con questo racconto. Allora ringraziamo il Presidente Lorenzo Bruniera, il Presidente del Consorzio di tutela della casatella trevigiana DOP, denominazione di origine protetta. Grazie Presidente per essere stato in compagnia con noi oggi e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Un arrivederci a tutti. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.